culturale, ecologica ed economica, passare dalla logica di smaltimento, di scarica e incenerimento, a quella di prevenzione e riciclo totale. Il Veneto è leader europeo nel riciclo dei rifiuti urbani. Durante gli ultimi 2 decenni in Veneto il tema rifiuti ha visto una progressiva svolta dei comuni verso la raccolta differenziata spinta e il riciclo di materiali. Nel 92-93 c'erano spesso montagne di rifiuti per le strade, simili a quelle di Napoli. Di lì siamo partiti, allora io ero neo assessore regionale all'ambiente, mi occupavo però di rifiuti già da una decina d'anni, e siamo partiti obbligando i comuni in crisi, nelle province di Treviso e di Padova, alla raccolta differenziata secco-umido, attrezzando i primi impianti di compostaggio per gli scarti verdi alimentari. Fu un successo immediato, peraltro il primo comune a fare la raccolta porta a porta nel Veneto è stato il comune di Dolo, e la crisi fu risolta e da allora la raccolta porta a porta, la tariffa proporzionale soprattutto ai rifiuti non differenziati, cioè chi più inquina più paga, chi meno inquina meno paga, è dilagata da comune a comune, fino a coprire nel 2009 più di 2/3 dei comuni della regione. Parallelamente si è fermata la crescita della produzione dei rifiuti, e questo è fondamentale perché altrimenti è una fatica di Sisifo, ed è aumentata la percentuale della raccolta differenziata. Attualmente è al 55% su scala regionale, è oltre il 70% in già 3 province ed oltre l'80% in alcune decine di comuni. Il Veneto può diventare leader però anche per i rifiuti industriali, e questa è la scommessa. La novità di questo convegno è un'alleanza tra comitati ambientalisti e istituzioni, la provincia di Venezia, ma ne seguono altre, e già con la provincia di Treviso ci sono ottimi rapporti di collaborazione per portare la sfida dei rifiuti zero, riciclo totale, anche nel settore molto più vasto e complicato dei rifiuti speciali, quelli che non provengono cioè dalle famiglie o non sono ad essi assimilati. La sfida è partita con la mobilitazione popolare che dopo anni di studi, assemblee e manifestazioni nei paesi, soprattutto del trevigiano e del veneziano, ha ottenuto nel febbraio scorso che il Consiglio regionale blocchi con legge l'autorizzazione a qualsiasi nuovo inceneritore di rifiuti speciali per dar vita a un piano regionale che punti essenzialmente sul riciclo, come si sta facendo per gli urbani. Oggi vengono illustrate e confrontate alcune delle migliori esperienze di riciclo industriale già attive nel Veneto, perché su di esse e su tutte le altre che emergeranno o che sono in programma si vuole costruire una svolta, la svolta della green economy. Cominciamo con qualche dato. Rifiuti urbani nel Veneto, circa 2,3 milioni di tonnellate all'anno, qualcosa di più. Rifiuti speciali, circa 14,5 milioni di tonnellate, di cui però 5,5 sono inerti, soprattutto lapidei, del settore costruzione e demolizioni, che non affrontiamo in questo convegno, ma che ci ripromettiamo di farlo entro breve. È un settore che merita di per sé un approfondimento particolare, e un settore peraltro facile, nel senso che su questo settore le cose da fare si sa quali sono, bisogna cominciare a praticarle sempre di più, ma il riciclo dei materiali di demolizione e di costruzione è un settore tra virgolette facile. Poi ci sono 8 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, in gran parte, attenzione, anche questi facilmente riciclabili. Perché? Perché già separati all'atto della produzione in grandi quantitativi omogenei, cioè non c'è la famiglia che deve dividere, è già diviso. Materiale cellulosico, plastico, ligneo, organico, eccetera. Organico ovviamente è quello che viene dall'industria agroalimentare. Sono materiali non pericolosi, questi rifiuti sono al centro del nostro convegno. E poi c'è circa 1 milione di tonnellate all'anno, un po' meno, di rifiuti speciali pericolosi, quelli che una volta si chiamavano tossiconocivi, sono le vernici, filtri, chimici, eccetera. Presentano la maggior difficoltà di riciclo e per questi è preferibile puntare sulla prevenzione.
attraverso opportune modifiche dei cicli produttivi, per esempio passando da vernici tossiche a vernici ad acqua, sostituendo certi collanti chimici, eccetera. Non si sa molto, ma invece proprio in Veneto, ma non solo in Veneto, ci sono interessantissimi passi avanti fatti, per esempio in settori come la concia, uno dei più inquinanti, mobilifici, galvanica, eccetera. Anche la galvanica è un settore che ha fatto i suoi disastri, ma che al suo interno vede esperienze interessantissime che vanno conosciute, valorizzate e poi sostenute dalle istituzioni. Questi interventi di prevenzione saranno oggetto di un successivo appuntamento di studio. Anche di questo terzo settore oggi non tratteremo, perché i settori sono proprio tre. Alcune idee guide per un piano regionale dei rifiuti speciali. Naturalmente sono idee e le traggo in parte dalla relazione che l'ingegnere Franco Rigosi ha tenuto un anno fa a Treviso sul tema del piano regionale dei rifiuti speciali. Le dedico all'Osservatorio dei rifiuti del Veneto, che già sta cominciando a studiare per il piano, e le dedico in particolare anche ai consiglieri regionali. Ho visto presente qui il consigliere Marotta, che su questo io penso debbano fare un grande lavoro. Tra i criteri ispiratori va ribadito e privilegiato il principio di prossimità, già presente nel piano rifiuti urbani. Chi produce rifiuti deve smaltirli il più possibile vicino ai luoghi di produzione, sia per evitare movimentazioni di mezzi pesanti, sia per meglio impedire eventuali traffici illeciti. Ma ci sono anche altre ragioni. Secondo, va valutato anche il dato occupazionale indotto dalle scelte tecnologiche. Dati CONAI indicano che il rapporto di posti di lavoro creati dall'industria del riciclo rispetto a incenerimento e discarica è di circa 15:1, cioè 15 posti di lavoro che nascono dall'industria del riciclo contro 1 dalle discariche o dagli inceneritori. Terza idea. Nella valutazione e scelta dei diversi tipi di smaltimento, e qui la parola smaltimento intendiamola nel senso largo e quindi anche riciclo, eccetera, la Regione dovrà tener conto anche dei costi esternalizzati, cioè i danni all'ambiente e alla salute, che l'Unione Europea ha quantificato in modo preciso per pesare le varie tecnologie. Ad esempio, i danni economici da incenerimento variano da 4 a 21 euro a tonnellata. Fa un po' i brividi parlare di questo, cioè quantificare il danno sanitario, però è stato fatto, cioè c'è un tipo di analisi a seconda del tipo di inceneritore, del tipo di filtro, eccetera, la ricaduta è a seconda della prossimità con le abitazioni. I danni da discarica da 10 a 13 euro. Finora, nella pianificazione non solo del Veneto, ma di nessuna regione italiana, questi costi non sono stati presi in considerazione, a meno che io non sia informato di qualche bella novità che non conosco. Quarto punto, nelle previsioni quantitative occorre tener conto della correlazione storica tra aumento più o meno forte del PIL e parallelo aumento più o meno forte dei rifiuti speciali. Sono dei trend proprio delle onde quasi identiche, dato che si sta verificando e si prevede continua in per i prossimi anni un calo del PIL da crisi mondiale, è ipotizzabile una parallela riduzione dei rifiuti prodotti. Comunque non ipotizzare, come qualcuno ha fatto anche ultimamente rispetto a Sirea e Mogliano, l'esplosione della produzione dei rifiuti. Non è così statisticamente. Infine, il piano per sua natura non è pura previsione del futuro andamento spontaneo del mercato, ma deve incidere anche nei processi produttivi e distributivi per ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti speciali e aumentare le caratteristiche di riutilizzo e o riciclo nei processi produttivi.